In quanti modi si può raccontare una storia? Raymond Queneau, esploratore della lingua e delle sue innumerevoli possibilità di comunicazione, ha provato a dare una risposta tra il serio e il faceto con i suoi esercizi di stile, in cui racconta in 99 modi diversi lo stesso banale episodio. Ci sono molte probabilità che sia lui col vero. Bene, iniziamo il nostro processo. Silvano Vargiu ha scelto il suo testo per il laboratorio di teatro dell'Università Ogliastrina della Libera Età, che ha coinvolto 23 allievi nella rilettura drammatizzata del caleidoscopio linguistico creato dal grande scrittore francese, inserendo i diversi personaggi nella cornice di un assurdo processo. Il gioco, perché di questo soprattutto si trattava, è perfettamente riuscito. Il pubblico ha capito subito i meccanismi della rappresentazione, vi si è inserito e ne ha preso parte, divertendosi insieme agli attori. Ma insieme al gioco, il regista ha voluto aprire una finestra sulla realtà o su ciò che ne rimane. La banalità dell'episodio del tram, raccontato dai 100 personaggi di Queneau, si sposa perfettamente con l'insipienza di certa parte dell'informazione odierna, capace di raccontare con la più sfacciata serietà episodi altrettanto banali. A questo serve la cornice ispirata al processo di Kafka. Il signor Franz viene condannato per non aver fatto nulla. È solo un incubo, ma al suo risveglio la realtà che gli si presenta non è migliore. Il sisma più forte che si ricordi in Giappone, il 7° più forte al mondo da quando esistono i moderni sistemi di rilevazione. L'ultima frontiera della chirurgia estetica è il lifting del lato B.